E dunque buongiorno, è il secondo giorno quest'oggi. Il tragitto sarà Moggio Udinese Udine. Attraverseremo dei luoghi splendidi come Venzone, Gemona, quindi le cose interessanti non mancheranno. Condizioni meteo in netto miglioramento e quindi anche quest'oggi siamo fiduciosi. Mentre vi mostro il Canal del Ferro, che qui a Moggio tra l'altro ha la confluenza con la Val d'Aupa, io ora sposto la telecamera e vi mostro uno spettacolo straordinario. Riecco Marianna e Alessandro, e ora l'abbazia di Moggio Udinese, una delle più importanti e antiche di tutto il Friuli Venezia Giulia. Ora ne parleremo diffusamente. Siamo nell'undicesimo secolo. Leggenda vuole che il conte Cacellino, disponendosi a partire per la Terra Santa nel 1070, lasciò i suoi beni al cugino Federico, che era il patriarca di Aquileia, con una richiesta precisa però: fondare presso il suo castello un monastero benedettino. Naturalmente questa è una leggenda, ma quello che è certo è che il 9 giugno del 1119 il patriarca di Aquileia Volderico I fece consacrare l'abbazia di Moggio e fu dedicata a San Gallo. Dal 1561 al 1566 qui ci fu un abate famosissimo, San Carlo Borromeo, pensate. Nell'Ottocento, quella che era stata la torre in cui per secoli erano stati fatti i processi, fu trasformata però in carcere, e ora ve la inquadro. Ci fu un lunghissimo declino dell'abbazia fino al 1985, quando tutto questo complesso divenne un monastero di clausura per le suore clarisse. Noi ora, quindi nel massimo rispetto dei luoghi, visiteremo ciò che si può effettivamente visitare e incominceremo dalla chiesa. Lacerti di antichi affreschi subito prima dell'ingresso. Ecco, proviamo a immaginare che cosa ha significato per un luogo straordinario come questo il terremoto del 1976. Ma guardate che straordinario recupero dei luoghi. Camminare qui rende davvero l'idea dello scorrere della storia. Siamo nell'abside e sul lato sinistro un dipinto di Leonardo Rico della fine dell'Ottocento, raffigurante la donazione del complesso di Moggio da parte del conte Cacellino. Sul lato invece destro abbiamo
sempre di Leonardo Rico, la visita di San Carlo Borromeo al complesso di Moggio. Eccolo San Carlo Borromeo. Tutto intorno, nella parte alta delle pareti, si notano ancora lacerti di affreschi antichi. Purtroppo qui il terremoto ha causato danni gravissimi. Siamo all'interno del monastero e questi sono lacerti di antichi affreschi. Ora qui vi inquadro il chiostro, davvero un luogo incantevole. Cerchiamo di fare il massimo silenzio perché siamo comunque all'interno di un convento di clausura, per cui massimo rispetto dei luoghi. Di solito si ha un certo imbarazzo ad entrare nei cimiteri, ma ci sono cimiteri che ci parlano di storie straordinarie e ci sono cimiteri splendidi come questo. E mentre le campane suonano, a me viene in mente un cimitero simile che ho visto a Salisburgo, sotto le montagne. Ecco, il cimitero di Moggio me lo ricordo davvero da vicino. Guardate che senso di tranquillità, di pace che c'è in questi luoghi. Stiamo ancora percorrendo l'ampio cimitero, questa volta dietro la chiesa. Guardate che strutture antiche affascinanti. E poi, andando avanti, di fronte al Canal del Ferro, se puntiamo il nostro sguardo giù, il cimitero continua. Ma ora è tempo di proseguire il nostro viaggio, per cui lasceremo l'abbazia di Moggio, usciremo da Moggio e andremo in direzione di Udine. Col terremoto. E sopra l'abbazia di Moggio c'è un'altra chiesa di cui però ci resta solo lo scheletro. Sarà probabilmente caduta col terremoto. Naturalmente si tratta di un'ipotesi mia, ma non vedo altre spiegazioni. Scendiamo e riprendiamo le bici. Stiamo proseguendo verso Campiolo. Leggera salita, ma poi si scende di nuovo e si va da questa parte. Il Fella e in alto l'abbazia di Moggio che abbiamo appena visto. Stiamo scendendo verso Amaro dalla strada sterrata che da Moggio conduce alla nostra destinazione.
e intanto da questa parte una cascata e dall'altra parte, ora ve lo mostro, il fiume Fella. Il fiume Fella che ci accompagna in tutto questo nostro viaggio, sia ieri sia questa mattina, e ora di nuovo continuiamo di là. Arrivati ad Amaro ci tocca di nuovo la Ponte Bana, ma per fortuna c'è grande spazio per le bici. Siamo sul Fella di nuovo, la giornata volge al bello. Guardate che montagne straordinarie. Siamo in comune di Venzone finalmente e ora ci spetta una visita davvero molto interessante al centro storico. Ecco, la ciclovia sarebbe tanto bella, solo che non ditemi che queste sono delle indicazioni, per favore, perché accidenti, chi le vede? Siamo entrati a Venzone, uno dei borghi medievali più belli del Friuli Venezia Giulia, completamente distrutto durante il terremoto del 1976, ricostruito magnificamente, un esempio per il mondo intero, non solo per l'Italia. Siamo sul ponte. E adesso le mura la cui ricostruzione per anastilosi ha stupito il mondo. Siamo nel centro storico. Buongiorno. C'è un profumo di lavanda che non avete nemmeno idea. La loggia. Il Duomo di Venzone. Con questa struttura absidale goticheggiante. Andiamo a vederlo da vicino e poi l'interno. La facciata del Duomo di Venzone e da questa parte le famose mura. Le pietre numerate una per una, rimesse come erano, dove erano. Un restauro prodigioso, vanto per tutto il Friuli Venezia Giulia. Era rimasto questo. E oggi è questo. Il Duomo tornato al suo splendore originale. Pietro da Porto, 1530, il compianto sul Cristo morto, grande esempio di arte schiettamente popolare. La zona absidale, guardate
frammenti di affreschi recuperati. Proviamo a immaginare com'era tutto questo luogo ricoperto di affreschi medievali. Ecco l'abside. Ed ecco altri affreschi, questa volta miracolosamente salvati. Quelli che parlano di Medioevo come secoli bui non hanno mai capito nulla. Il Medioevo è lo splendore della civiltà europea. Meraviglioso. Ora noi usciremo dal Duomo, non prima di aver visto gli ultimi lacerti di affreschi rimasti. La prima edificazione della chiesa è del XIII secolo, la seconda risale al 400. E intanto qui una splendida scultura lignea e da questa parte altri affreschi. E chiudo la visita con un ultimo sguardo al compianto sul Cristo morto, di una potenza drammatica straordinaria, quasi un simbolo delle vicende di questa chiesa, ora rinata dopo una ferita così grave. Di fronte al Duomo sorge la cappella di San Michele del XIII secolo. All'interno, lo visiteremo tra poco, ci sono le famosissime mummie di Venzone. Piombo. Era rimasto quello che vedete sotto quella linea. Serve aggiungere altro, direi. Queste sono delle mummie che sono state sottoposte in pratica a un processo naturale di coificazione o di mummificazione per azione di una muffa che ne ha reso la pelle simile alla pergamena praticamente. È un processo per certi versi chimicamente simile a quello della concia della pelle. Cosa sono quelle perline lì? Quelle lì sono per tenere l'umidità, probabilmente, perché non si secchino. Sono, sai, tipo quelle palline quelle palline per dei fiori, quelli metti l'acqua e si gonfiano. So che la più antica è del 700, vero? Questo non lo so. Le mummie di Venzone. Ne furono scoperte moltissime, quelle visibili sono solo queste, però c'è già
un grande impatto. Le viuzze medievali di Venzone che danno al borgo un aspetto inconfondibile, e ora il pranzo naturalmente. A Venzone la tappa obbligatoria per mangiare è questa: locanda al municipio. Che mangiate, ragazzi! Stiamo di nuovo percorrendo le vie di Venzone dopo il pranzo. Ora riprendiamo la ciclovia che la ciclovia attraversa Venzone. Noi ora usciremo dal paese e continueremo il nostro viaggio. Di nuovo la statale, però è un percorso brevissimo perché siamo già in comune di Gemona. La ciclabile in questo tratto ancora non c'è. Noi ora abbandoneremo, diciamo, il percorso rettilineo, perché se si passa in comune di Gemona come si fa a non visitare il centro storico? Quindi appuntamento nel cuore della città di Gemona. Dopo tanto peregrinare, il Duomo. Il sisma del 76 distrusse questo Duomo in una maniera che sembrava irreversibile, invece anche qui, come a Venzone, la ricostruzione fu esemplare. Lo vedremo all'interno. La chiesa di Santa Maria Assunta è stata edificata fra il secolo XIII e il secolo XIV, con questo rosone centrale straordinario e altri due rosoni laterali che ingentiliscono la facciata. Il maestoso interno del Duomo di Gemona. Ciò che ha del miracoloso è che qui nel Duomo di Gemona, in generale in tutta Gemona, il moderno della ricostruzione si è abbinato meravigliosamente all'antico, in un dialogo che altrove in Italia è stato molto più travagliato. E così all'interno del Duomo si trovano sia le opere antiche restaurate, sia le opere moderne. È la dimostrazione che antico e moderno possono dialogare se il dialogo avviene con intelligenza. Dispiace che ci sia il riflesso, ma l'immagine rende comunque molto. L'ancona sacra del vecchio altar maggiore. Una meraviglia
scolpita nel legno e rivestita con foglie d'oro. Il crocifisso ligneo del 400, diventato il simbolo di tutto il terremoto che ha colpito queste zone il 6 maggio del 1976 e poi nuovamente nel settembre dello stesso anno. Davvero straordinaria la potenza drammatica di questo Cristo senza braccia, distrutto dal terremoto, eppure ancora qui, a testimoniare la forza di queste terre e la tenacia di queste genti. Certi di affreschi che appaiono ovunque nel Duomo di Gemona, Duomo che ora salutiamo perché vogliamo visitare un po' il borgo. La celeberrima statua del San Cristoforo, che tra l'altro è il protettore dei viaggiatori, quindi quest'oggi è dalla nostra, possiamo dire, visto che è uscito un sole straordinario. È una giornata splendida, ventosa, fresca. Le sculture del Protiro. E ancora un ultimo sguardo alla facciata. Siamo scesi da Gemona in direzione di Osoppo e da Osoppo ci sono due modi per proseguire verso Buia. O si va lungo la zona industriale, ma noi non la vogliamo assolutamente fare, oppure seguire le risorgive dai bars. Ma dove sono? C'è da dire che da queste parti la ciclovia non è davvero segnata, è praticamente scomparsa. Dunque abbiamo trovato via Bars, siamo ritornati indietro e abbiamo imboccato, chiedo scusa, il percorso giusto. Abbiamo imbeccato, direi che in questo caso non c'entra. Salutiamo anche quest'oggi, come ieri, le mucche e via avanti. E qui ci sembra di essere dalle nostre parti, nella bassa friulana, zona per l'appunto di risorgive. Mi sembra di essere a Strasoldo, Saciletto, San Gallo, Ioannis, tutte queste zone qua, che fra l'altro visiteremo nella giornata di domani, nell'ultimo tratto della ciclovia. Molto belle queste campagne. Finalmente le vediamo queste famose risorgive dai bars. E mi sembra di vedere l'Ausa che ben conosco nelle mie terre. L'ambiente è davvero simile, con quest'acqua tranquilla, cristallina. E ora continuiamo sul nostro percorso. Siamo usciti dalla zona delle risorgive dai bars e riprendendo la strada siamo arrivati a Maiano. Quando tanta fatica viene ripagata così, va benissimo. Castello di Susans, Maiano. Spettacolare. Il castello di Susans fa parte di tutto un circuito
di Castelli del Friuli Collinare. Era la residenza estiva della famiglia Colloredo e questo oggi è un importante centro congressi, recuperato magnificamente. Ecco, saliamo e guardiamo da vicino. Ci deve essere qualche evento, qualche manifestazione o probabilmente anche un matrimonio, vedete che è tutto addobbato. Ma a parte il castello, guardate ora. Non è magnifico? La vista sul Friuli. Ora noi scendiamo e andiamo a Colloredo di Monte Albano. E all'altezza di Pers, frazione di Maiano, di nuovo c'è finalmente, perché ne abbiamo sentito la mancanza, la pista ciclabile che ci condurrà in prossimità di Colloredo. Di questo picciol mondo in su le cime, gli spiriti miei talor volgonsi attorno, rapidi, sì che mi s'infosca il giorno, e il pie cadente orme mal fide imprime. E de mobili cieli il più sublime, ch'à l'altro insendi tante stelle adorno, col suo rotar vertiginoso intorno, ciò che serge qua giù crolla e deprime. Del capo le vertigini del mondo trarran tosto a cadere entro la buca questo fragile mio terrestre pondo. Nulla a sperar stabilità s'induca all'uom, ch'ogni cosa in questo basso fondo sotto a sì gran vertigine è caduca. Il castello di Colloredo di Monte Albano è il cuore della storia della famiglia Colloredo, quella di Hermes di Colloredo, poeta e condottiero del Seicento, nonché il castello che ha ospitato per anni il grandissimo scrittore dell'Ottocento Ippolito Nievo, l'autore delle Confessioni di un italiano. Purtroppo buona parte del castello è completamente inaccessibile. È da anni, da tantissimi anni che ha bisogno di un restauro, però ora guardate, questa è forse la strada più bella di tutta la provincia di Udine. Noi ora la percorreremo tutta fino in fondo e da là in fondo rivedremo il castello di Colloredo di fronte a noi. Andiamo. Una lunga discesa da Colloredo. Si scende alla grande per poi risalire.
Chi si ricorda il film, il bellissimo film La ragazza del lago, sa che una scena è stata girata proprio qui, con il castello di Colloredo sullo sfondo. Scusate il fiatone, ma è una meraviglia. E ora arriveremo al Parco del Cormor e da lì saremo a Udine. A Fontanabona riprende un tratto di pista ciclabile e siamo in un borgo delizioso. Uscendo da Fontanabona stiamo percorrendo la strada che ci porta all'ipovia del Cormor. Una volta usciti completamente da Fontanabona non dobbiamo proseguire verso Pagnacco, ma verso Tavagnacco per raggiungere il Parco del Cormor. Arrivati a questo punto vedete una linea rossa sull'asfalto. Quella segna l'inizio della strada che ci porta al Parco del Cormor. Ed ecco il torrente Cormor, infatti. Ed eccoci all'interno del sentiero del Parco del Cormor. E dunque l'ipovia del Cormor. Finalmente niente macchine, niente strade trafficate, natura e grande tranquillità. Lì sotto scorre il Cormor. Qui si pedala che è un vero piacere. E usciremo più o meno all'altezza di Feletto. Piazza Primo Maggio a Udine. Lassù il castello. In fondo l'ingresso al centro storico. Superata Piazza Primo Maggio, il Palazzo Arcivescovile. All'interno gli affreschi di Giovan Battista Tiepolo. Stiamo attraversando via Treppo. Alla nostra destra, in questo momento, il Palazzo della Porta, sede della Curia Arcivescovile, al cui interno si trovano gli affreschi del Quaglio. A questo punto ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani per l'ultima tratta, Udine Grado.